pace e bene. Dal santuario di San Leopoldo a Padova trasmettiamo la Santa Messa iniziando con il canto Benedici il Signore, anima mia, al numero 78. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi ricordiamo un'altra santa francescana molto antica, Santa Coleta da Corbie. Corbie in Francia, dove nacque nel 1381. Rimasta orfana dei genitori, distribuì ai poveri le sue ricchezze, vestì l'abito del terz'ordine francescano e visse per 3 anni come reclusa presso la chiesa di Corbie. Accolta poi tra le clarisse, con l'autorizzazione del Papa riportò alcuni conventi francescani maschili e femminili alla primitiva forma di vita francescana, inculcando soprattutto l'austerità della vita, l'amore alla povertà e alla preghiera. Morì in Belgio, a Gand, il 6 marzo 1447. Una riformatrice, quindi una donna decisa che per amore del Signore seppe portare altri uomini e donne a questo impegno di vita. Ci stimoli il suo esempio ad altrettanto impegno nel vivere la nostra fede. Chiediamo perdono dei nostri peccati per celebrare degnamente questa Eucaristia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore, che hai dato a molte vergini Santa Coleta come modello e guida alla perfezione, fa che conserviamo nella sua genuina purezza lo spirito serafico da lei sapientemente insegnato e avvalorato dall'esempio della sua santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, l'amore fraterno resti saldo. Non dimenticate l'ospitalità. Alcuni, praticandola, senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere e di quelli che sono maltrattati perché anche voi avete un corpo. Il matrimonio sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza macchia. I fornicatori e gli adulteri saranno giudicati da Dio. La vostra condotta sia senza avarizia, accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto, non avrò paura. Che cosa può farmi l'uomo? Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito finale della loro vita, imitate nella fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo: il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Nella sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Alleluia, 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 Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo il re Erode sentì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri dicevano invece: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta come uno dei profeti. Ma Erode, a sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri.
Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque Erode ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?» Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. Giovanni Battista, un uomo tutto d'un pezzo, un profeta integro, portava la parola di Dio, anche questa quando era così, sgradita, amara come può essere amara però la medicina, che sappiamo fa bene, ma c'è chi non è disposto ad assumere questa medicina. E questa figura ambigua di Erode è proprio una di queste persone. Da una parte sapeva che Giovanni Battista era un uomo buono e santo, lo dice l'Evangelo, l'abbiamo ascoltato, gli dava anche la sua protezione in qualche modo, gli piaceva ascoltarlo volentieri, anche se era perplesso, toccato da quello che diceva. Eppure, alla fine ordina l'esecuzione di Giovanni per una promessa pubblica così, avventata, quasi una spacconata fatta di fronte a tutti, disposto a dare metà del suo regno così, per un momento così di esaltazione personale. Ecco, mette davanti il proprio onore, la propria faccia alla verità che aveva percepito nel suo cuore, aveva percepito la bontà, la santità che c'era in quella parola, che gli parlava alla parte migliore che portava dentro. Ecco, penso che una storia così lontana, così tragica, possa comunque parlarci e dirci che anche dentro di noi c'è la voce, c'è sempre la voce dello Spirito, la voce del nostro, potremmo dire anche io migliore, quando è illuminato dallo Spirito, che ci parla con chiarezza. E però c'è alle volte questo fatto, no? Che diamo ascolto ad altre parole e prendiamo la strada magari della comodità, dell'interesse, del momento. Ecco, siamo qui davanti a Giovanni Battista oggi, un esempio di amore alla verità, di coerenza, un uomo che non tace, non piega la testa davanti al potente di turno oppure per interesse personale. Il Signore ci aiuti ad amare la verità, ad essere testimoni credibili e coraggiosi quando è necessario anche del Vangelo del Signore. Una parola buona che può essere, come dicevo, amara alle volte, ma come la medicina che ci guarisce, che ci fa bene a noi e fa bene anche ai nostri fratelli e sorelle.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, ricevi questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Benedici, Signore, i doni che ti offriamo nel ricordo di Santa Coleta e rinnova profondamente il nostro spirito perché, liberi dai fermenti del male, viviamo una vita nuova alla luce del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome in sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Coleta, San Leopoldo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Giovanni, Cesarina, e nella tua misericordia tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Preghiamo. La comunione alla mensa del corpo e sangue del tuo Figlio ci distolga, Signore, dalla seduzione delle cose che passano e sull'esempio di Santa Coleta ci aiuti a crescere nel tuo amore per godere in cielo la visione del tuo volto. Per Cristo nostro Signore. O Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore, assisti quanti sono a servizio della salute e della vita, sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
Inno a San Leopoldo, servo di Maria, 191, prima e ultima strofa. O San Leopoldo, che tanto amassi la dolce Madre Immacolata, ora che in cielo le sei vicino, prega che regni nel mondo inquieto, amore, pace,
Cari amici, ben ritrovati. Temperature in calo nei valori massimi, 6, 8, 9 gradi. Difficilmente oltre i 10. Perché? Perché giungeranno delle nuvole. Inizia il weekend, come vi ho detto, e il tempo peggiora. Preciso. Febbraio, febbraietto, corto corto e maledetto. E anche un po' birichino, direi. Vedete, i refoli famosi freddi da est entrano nella pianura padano-veneta, interagiscono con delle perturbazioni e il gioco è fatto. Però comunque la giornata di venerdì sarà abbastanza salva. Sì, le nuvole aumenteranno, già molte nuvole al mattino, anche nel pomeriggio cielo molto nuvoloso o coperto, quindi comunque il clima sarà invernale, da inizio inverno, non freddissimo ma più freddo rispetto alle belle giornate soleggiate che abbiamo avuto in questi ultimi giorni, prima di questo weekend. Torneranno, vedete, un po' di piogge e delle nevicate tra il Piacentino e l'Appennino tosco-emiliano. Neve oltre